Ragazzi, pole position sotto la pioggia è devastante, sotto la pioggia il Cume è un pittore sopraffino. Secondo Michele, Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Barrichello sesto e poi via via tutti gli altri, ma sono strasoddisfatto. Pole mostruosa. Sotto la pioggia, qua invece è prevista cielo perfettamente sereno. We're in Vai anti-stall, raga, clutch in and build some revs. una gara da vincere perché sono iper favorito a Catalogna, una gara dove il Cume di solito spicca per per cose meravigliose. Scusate, ragazzi, sono un po' andato. Clutch out, Go, we're go, green. go. Non posso e non voglio sbagliare. Sole è pieno dopo un diluvio incredibile in qualifying session. You're leading the pack, P1. P1, P1. Purtroppo ho cannato fino da solo Imola, cagata e mostruosa. Cioè Imola, tutto quello che potevo sbagliare l'ho sbagliato. Però almeno le 2 vittorie consecutive sono riuscito già a raggiungerle, sono contento e godo. E adesso voglio solo una cosa. Stravincere in Catalogna. E tutte le gare erano decisive, ho scoperto sta cosa che non avevo visto. Quindi è perfetto. In testa alla corsa. Michael Schumacher, dai fioi. Poche ciaccole, andiamo a vincere. Se non erro anche l'altra ne abbiamo vinto in Spagna. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Poi ricordiamo che è la gara dove Michele ha perso all'ultimo giro. Si è ritirato, rottura del motore all'ultimo giro. Boom! Good job. That was the fastest lap of the race so Cazzo, far. macchina è vicinissimo però. Non stiamo dominando, eh. Sarà comunque un mondiale aperto. Ralf Schumacher ha sbagliato, Ralf Schumacher ultimo. Io vi ricordo sempre, ragazzi, se ci sono errori nelle classifiche, aggiornatemi, eh. Però Catalina deve essere The Mygar. The Mygar in un inglese che ormai ha fatto The History. Yellow flag veloce, no. È un ritiro, signori, è un ritiro. Jean Alesi ha perso il volante, lo sterzo. Rottura dello sterzo. In testa alla corsa. Jean Alesi. Al secondo posto. Jos Verstappen. Olivier Panis è terzo. Stiamo Good spingendo job. alla That was grande the fastest adesso. lap of the race so far. Perdo un po' nel final sector. Vai come pittura. No! Calma. Ecco qua. Ho perso sicuro. Oh, Montoya disastroso è finora. Juan Pablotto. Questa Ferrari è veramente... sembra invincibile. E c'è anche l'errore del pilota. Come è forte, va. C'è gente più forte. Uh. 1,8 da Michele. 1,8 da Michele. Con il secondo settore guadagno molto. Verstappen, motore, ma io e Max. Jos e Max. Manca ancora tanto per vedere Max. Adesso i piloti emergenti sono Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya. Good job. That was the fastest lap of the race so far. So far they went for me. So far they just can't see. Diciamo che stiamo leggermente pitturando.
Si vede dove veramente il Cume ha le gare favorevoli. E che una pole così sotto la pioggia. Bernoldi ai box. Bernoldi ai box. Il mitico Bernoldi. Yellow flag. Mamma mia ragazzi. Yellow flag veloce. O no? No, no. Yellow flag. Yellow flag. Stiamo... Olivier Panis, motore. Anche Panis. Saluta tutti Oliviero. In testa la corsa. Mi piace. Scusate ragazzi, la bacchiamo troppo. Sta volando sta Ferrari, sta volando. Forse un altro fastest. Boom! Good job. That was the fastest lap of the race so far. Montoya in zona punti. Dai, avrei caro per Juan Pablotto. Pilota un po' stronzo, però mi piaceva. Comunque è un suo perché. Pilota di personalità, ecco. Ma tanti piloti devono ancora arrivare. Pastor Maldonado. Non vedo l'ora di vedere le Maldonate. Buono, buono, buono. Cominciamo a prendere un po' largo adesso, Hakkinen vuole i 6 punti, però che Hakkinen fa una stagione disastrosa per Michele. Ulta riesce sempre a fare punti, David, per adesso. Barrichello non è neanche in zona punti. Barry, perfetto. Diciamo che per rimanere in Ferrari dobbiamo fare comunque la vittoria ancora di costruttore. Quella pilota ne bastava uno in 2 anni. Leggermente lungo qua, ma va bene. Un gran premio ricco di emozioni. In testa alla corsa. Mikaki. No. Vediamo vincere questa, raga, Sarebbe fondamentale. Una macchina più forte, ragazzi. E vedere un pilota italiano su macchina italiana vincere con la Ferrari il mondiale. Già, no. Cosa è successo? Oi. Non ci credo. Non ci You've credo. dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Non ci credo, problemi. Non ci voglio credere. Guarda, quando succede sta roba mi girano i coglioni ai massimi. Second place. You've dropped it. Adesso mi nervosisco. Second place. You're in Adesso second mi place. nervosisco. You've moved down the order into P4. That's P4. Vabbè. Questa è proprio una stronzata, però. Vedi, il problema è giocare con la tastiera, zio, ok. You've moved up to P3. Il Kuma è incazzato adesso, scusate, ma non è accettabile perdere una gara così. Stavo letteralmente dominando. Dio Cristo, io la tastiera perché non riesco a settare sto cazzo di joystick. Neanche il Second volante. place. You're in second place. Di rabbia il Kuma, di rabbia. È molto incazzato. Sì, vabbè, ma dai, fio. Adesso andiamo a perdere, che non vinciamo. Che possiamo recuperare tranquillamente, per piacere. È solo per dare un po' di pathos.
Dai, 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 dai. 3 giri mancano, eh. Just 3 laps to go now. 3 laps. Incredibile. Incredibile. In pratica mi si è tolto il traction control e senza quello, ragazzi, non vado avanti. E dopo mi si è cambiata anche la telecamera. Questo per colpa della tastiera, che basta schiacciare una cagata e rischi di stevaneggi. Dai, dai. C'è un po' più di pathos, stavo dominando, però volevo vincere con 7-8 secondi. Vai. You're leading the pack. P1. Adesso per piacere basta scherzi, grazie. Mamma mia che brivido, però solo che oggi siamo talmente forti che possiamo anche, come si dice, permetterci la cagata della tastiera. Diciamo che c'è un problema che ho sbagliato una volta è capitato a Hamilton, proprio cazzo Hamilton, quando ha perso il mondiale nel 2007. Ho sbagliato i tasti del volante. Ho spento la macchina. Facciamo finta che sia un problema meccanico. Della tastiera del... che schiaccio basta schiacciare un pulsante e ciao, saluti. Vabbè. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Vabbè, sta gara è talmente dominata che voglio dire. Avrei vinto, secondo me arrivavo quasi 10 secondi, sì, tranquillamente. Meno male che ci sono ancora queste gare dove il Cume domina. Certo che, visto basta una cagata, metti che mi nervosivo e sbagliavo, stavo sbagliando infatti. E ciao, la buttavo via così. Quindi ogni gara è un rischio col Cume, che so 52 secondi di vantaggio. Ma oggi veramente il dominio di Kaiser Cume. Kaiser Cume Show. No. E se non c'è il brivido cumendiano non sono felice. E inizia il final lap. This is your final lap of the race. Barrichello, dove cazzo sta Barry? No, Barrichello, che vergogna. Con sta macchina no, non sei proprio una pipa. E in realtà hanno rischiato di perdere il mondiale con Barrichello. Stessi punti, vinco per maggior numero di gare vinte. In testa la corsa. Michael Schumacher. Sta maturando un altro successo per il cavallino rampante, per Shumi Kume. Due piloti leggendari. Vai Kume, regalaci la coppa, regalaci la coppa. Molto bene. Perché è finita. Eccolo qua, vediamo già i commissari e la Ferrari e il Cume e Schumi va a vincere il Gran Premio di Spagna, lo va a dominare. Nice work. Lo va proprio a dominare l'asso. Raga, seconda pole consecutiva ancora sotto la pioggia con delle Williams devastanti. McLaren male. Ma Fiori, Pagichella malissimo. Donna. Pazzesco, seconda pole di fila sotto la pioggia, ragazzi, in qualifica domina. Allora, vediamo un po' la gara. Diluvio, ok, allora. Asfalto medio, quindi non monsone. Software. La rischio, software, dai.
Vediamo. Voglio vedere una cosa. No, vedi, ce la fa con... Scusate. Vabbè, sarà dura, ragazzi. Vai, raga. Qua stiamo vedendo. Questa stagione può essere veramente devastante, Pop. Pep. Pa. Top. Clutch out, we're Vai. green. Vediamo cosa combiniamo. Non è proprio una gara iper favorevole a uno ring. Solo che con la pioggia, ragazzi. Sto veramente dominando la scena per il momento. In testa alla corsa, mica. Vai, Montoya secondo, ragazzi. Si è svegliato Juan Pablo. Comunque, Ferrari iper dominante. Sotto la pioggia. A uno ring, signori. A uno ring. E il Cume domina. Se non faccio errori, ragazzi, con la pioggia è veramente il dominio. Monsone austriaco. Good job. That was the fastest lap of the race so far. So far they won for me. Barrichello quinto, che bello, che bello, che bello. Oh, Coulthard già, ragazzi, Coulthard è una roba devastante, cazzo. Non muore mai, David. In testa la corsa. No, scusa, basta, scusate, vi chiedo perdono, ma è proprio una deformazione professionale. Non mi aspettavo però sto dominio anche alla 1. Eccola là. E con la pioggia, ragazzi, sta macchina tiene... È illegale. Molto bene. Il Cume sta letteralmente pitturando. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ma c'è il fastest lap di Coulthard. No! Mamma mia. Qua l'ho salvata da fenomeno, però Coulthard già secondo. Attenzione a Coulthard, perché Coulthard non molla. David Coulthard non molla. David Coulthard non molla, ragazzi. Hakkinen no, Hakkinen fuori da tutto ormai. Coulthard non molla, vincitore del 1998 del primo campionato dove l'Albo d'Oro conta veramente. L'Albo d'Oro. Come andiamo? Faccio. No, eccola là. No! You've dropped into P3. Eccola là. You've moved down the order. L'ho proprio persa, ragazzi. You're down to P6, P6. L'ho proprio persa, con la pioggia così. Vabbè, vedi, ho vanneggiato troppo. Pensavo di aver già vinto, vi ho fatto la cagata. Vabbè, ci sta, Fio, ci sta. Con la pioggia, purtroppo è così. Oh, che errori della CPU, però. Fin questa gara. Molti di più in Catalogna col sole. Non so se con la mod magari è un po', diciamo, abbassato sta cosa. Per me sono i giri, sono comunque pochi i giri. Quando faremo le gare da 50, quando faremo, diciamo, i campionati. Ma perché frena così? Oh! Vabbè, Ralph, cioè, siamo un pirla, però. Hakkinen ultimo. Errore. No, no. Sbagliano anche gli altri, ragazzi. Solo che non sempre è yellow flag. Non sempre è yellow flag. Hakkinen addirittura va ai box, quindi problemi per Mika.
E niente, cappellone atroce, Coulthard è primo. Sto mondiale è incredibile, cioè stiamo dominando. Il problema è che non è come il solito, che si rubano punti le altre, ma gli altri piloti no. Coulthard o Kume. Incredibile. Io comunque ero da nab, cioè da proprio da nab, vai. Non è ancora finita, manca ancora una vita, anche se la Unoring è un circuito breve. Attenzione, Ralph va You have lungo. P5, P5. È andato lungo Ralph. Lunghissimo anch'io. You're down to P6, P6. Niente, finita la magia. Porca miseria. Vabbè, la vittoria è andata. Yellow flag, yellow flag. Peccato, peccato. Ho cantato, pensavo, sono sincero, pensavo di averla già vinta. Solo che se vince Coulthard riperdo la testa della classifica. Solo Heidfeld posso recuperare, secondo me. Ma qualche ritiro davanti. Purtroppo sono pochi giri, non c'è il proporzionale, quindi ci sta. Yellow flag, ma purtroppo dietro. Sì, Coulthard sta volando. Finisce i box. Stanno succedendo cose, ma purtroppo tutte dietro. E che Coulthard veramente. O Kume o Coulthard, cioè, pazzesco. Buttata veramente via una pole. Questi sono i limiti Kumendiani. Dai, meno Heidfeld, cazzus. Oggi però non ho la tenuta di altre gare, Dai, voglio la yellow flag davanti. Yellow flag davanti. Purtroppo non è davanti. Cioè, è davanti, se sarà un doppiato. Fuori Marquez. E qua la perdo sempre. Errore, errore. Montoya, incredibile. Juan Pablo. Juan You have Pablo. P5, P5.
Hai visto che c'era l'errore davanti, godo. Just 3 laps to go now. 3 laps. Rosicchio, sbagliano anche davanti. Montoya veramente sbaglia troppo, ancora un pilota troppo pazzo. Quarto posto per Heidfeld, grandissimo Nick. Ah no, proprio un motore ragazzi, Montoya saluta, Juan Pablo Montoya saluta. Mamma mia. È importante superare Heidfeld. Eddie va in trasmissione. Sto rosicchiando ogni giro, ma non basta, non basta. Coulthard ai box. Perché va nei box? Perché va nei box? Fourth position, you're in 4th position. Second place, you're in second. Ma sono You're pazzi. leading the pack, P1. Forse per cambiare le gomme. No, sono drogati. Sono drogati. Hanno sbagliato le gomme. Calma. Probabilmente non la teniamo più, probabilmente. Ma non me ne fotte niente, vado avanti. Devo andare pianissimo. Ma che gomme hanno messo? Io ho messo... Boh, non capisco sinceramente. Me la stanno regalando? Però devo andare pianissimo adesso. Era icona a 3 secondi. Sta succedendo il finimondo. Coulthard è a 4 secondi. Cioè adesso stanno contando molto le gomme. Calma però. Devo andare iper piano. Ma ho un'occasione d'oro. Non la teniamo più, raga. Non la teniamo più. È ufficiale. This is your final lap of the Italia race. 3 decimi. Fuori anche Bernoldi intanto. Frenz nei box. Yellow flag, yellow flag. Non la tengo. Calma. Si è ribaltato tutto non so come. Fai più You've dropped veloce. down into P2. Try and take first back. Push for the win. No, 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 mi sono fatto ingolosire. Mi sono fatto ingolosire. Vanno il triplo, ragazzi, vanno il triplo. Non la tengo più. Non so quali sono le gomme giuste, però, sinceramente. Forse le intermedie? Credo di sì, perché Monsone non mi sembra da Monsone. Boh, forse, non so, non capisco niente, ragazzi. Non sto capendo. Stanno arrivando tutti. Nonostante la sosta degli altri vince Coulthard. Ma veramente non sto più in pista. In ogni caso, non so il perché non sto più in pista. Perché Monsone, non lo so. Che Barrichello. P3. P3. Ma che cazzo mi supera Barrichello? Ma vaffanculo. Perdo punti importanti qua. Terzo, dai.